Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, buongiorno e soprattutto buon lunedì. Secondo me questo lunedì di gennaio ha un sottotitolo: si ricomincia. È proprio il lunedì che dà inizio ai buoni propositi. C'è chi rinizia oggi, chi torna dalle ferie, si ritorna a scuola, a studiare, al lavoro. Insomma, è un lunedì in cui si inizia a 360 gradi. Pronti per andare a scoprire come si svolgeranno queste prossime ore? Andiamo un po' a capire come andrà la giornata insieme all'oroscopo con Radio.0 e insieme a me, Maria, pronta anche oggi a risollevare, o vedremo, il vostro lunedì. Partiamo subito. Ariete, eccoci da voi. Frizzante il sestile Venere-Marte che vi fa partire bene, vi aiuta a creare le condizioni giuste per accelerare i tempi di una conquista e prendere un'iniziativa coraggiosa. Bravi. Clima perfetto poi per scrivere una pagina del romanzo d'amore Occhi a cuoricino, un capitolo avvincente ricco di colpi di scena, ne vedremo delle belle. Toro, per voi c'è la luna in orbita, fastidiosa oggi, vi dà del filo da torcere proprio, rendendovi instabili e irrequieti. Non vi fermerete un attimo, per non smarrire la bussola però appellatevi al vostro innato buonsenso. Un pizzico di freddezza invece nei rapporti interpersonali, suscitato dall'esigenza di starvene un po' per conto vostro, avete bisogno di riflettere, ci sta. Gemelli, meglio di così non potrebbe andare amici, coccolatissimi dal trigono Venere-Marte risolverete con un colpo di mano alcune questioni amorose che vi premevano proprio lì. Il vuoto del cuore lo colmano le amicizie comunque, sulle quali potete sempre contare e lo sapete. Un invito speciale inatteso però vi aspetta. Cancro, voi iniziate la settimana con sprint, buone iniziative già pensate per i prossimi giorni, ma le relazioni affettive restano invece in forse. Prima di cercare l'accordo con l'altro trovatelo in voi stessi che è meglio. Attendete ai vostri doveri con energia oggi, così li porterete felicemente a termine e anche con più semplicità, con più leggerezza. E siamo dai nostri leone che iniziano la settimana su un binario a scartamento ridotto. Una buona organizzazione comunque vi permetterà di fare fronte a tutto, amici, imprevisti compresi, quindi comunque bene. Verificate con lucidità allo stesso tempo la fattibilità delle vostre aspirazioni per evitare di commettere passi falsi, così vi facilitate il compito. Vergine, amici, voi muovetevi con calma, riflettete prima di prendere decisioni importanti perché agendo d'impulso potreste sbagliare la valutazione così come la direzione che volete intraprendere. Avete bisogno di spazi, ma la famiglia, abituata a poter contare sempre su di voi, fa orecchie da mercante. Cercate comunque di equilibrarvi tra tempo e spazio. Bilancia, atmosfera perfetta per chi come voi ha bisogno di contatti, di comunicazioni, di condividere con gli altri gli interessi, opinioni e svaghi. Avete bisogno di sfogarvi. Vi verranno offerte delle belle occasioni per un tuffo fuori dalla routine, per conoscere persone speciali. Dovete sentirlo voi però, lanciatevi in una nuova esperienza. Scorpione, eccoci, luna in leone oggi, alimenta l'ambizione, ottimo per un lunedì, tuttavia non è il caso di fare un passo troppo lungo, magari soltanto anche per dimostrare di cosa siete capaci, cercate di procedere ai vostri ritmi. Spese esagerate per le vacanze o un viaggio, che oltretutto potrebbero non avere la riuscita desiderata, anche qui cercate di gestirvi al meglio. Sagittario, complice anche per voi la nostra luna in leone, siete pronti, quindi siete carichi per imprese coraggiose, un viaggio avventuroso, ad esempio un affare con l'estero, una dichiarazione amorosa, passi importanti insomma, aiuti e consensi in società per voi, grinta indispensabile per afferrare quanto di meglio la giornata può offrirvi, siete pronti per riprendere in questo lunedì. Capricorno, qualcuno apre questo lunedì sulle piste innevate, si gode il meritato riposo. Chi ha iniziato, ricominciato in questo lunedì e impegnato, insomma, avrà comunque ottimi risultati. Il lavoro è un piacere ampiamente ripagato. Lunedì che non porta annunci di tempesta, alla fin fine. L'energia fisica è ben calibrata per i single possibili svolte. Attendete cambiamenti all'orizzonte. Acquario, siamo da voi. Come di consueto, la luna in leone vi crea una serie di intoppi, amici, specialmente se avete impegni mondani e morite dalla voglia di farvi notare a ogni costo, come piace fare a voi. Se siete decisi a divertirvi, non fatevi incastrare dalle convivenze sociali, rendetevi irripetibili, un bel mood per iniziare la settimana. Chiudiamo ancora con i nostri pesci. Oggi, amici, il buonsenso vi suggerisce le parole e i gesti più adatti per rappacificarvi con qualcuno. Approfittatene, se avete qualcosa da farvi perdonare, oggi è la giornata giusta. Quanti pensieri avete in testa che vi portano a questo nuovo inizio? Cercate quindi gli amici, le persone che vi rendono allegri. Con la testa avete voglia di essere altrove, ma dovete essere proprio lì dove siete, quindi datevi da fare.
E tutto quindi anche per oggi dalle novità dell'oroscopo. Noi ci diamo appuntamento come sempre a domani mattina per la carica giusta con cui iniziare la giornata. Un saluto a tutti amici, un buon lunedì, un buon inizio settimana e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio